il latte è vita. Noi ci troviamo a Soligo, in provincia di Treviso, nella latteria di Soligo, proprio perché da qui comincia il percorso di quest'oggi, dal latte, il latte che è il nostro primo alimento, la nostra mamma ce lo dà appena nati e quindi qualcosa vorrà dire tutto questo. Latte quest'oggi è come sempre altre cose, parchi e poi dopo consumatori, cose importanti nella puntata di quest'oggi di Tiratera. Sigla! E adesso siamo entrati all'interno dello stabilimento, vedete qua per esempio ci sono molti prodotti, anche prodotti veramente innovativi e partendo però da quello storico, ovviamente dal Soligo fresco, ma ovviamente la cooperativa, in questo caso la latteria di Soligo, ha fatto tanti interventi per modernizzarsi in questo periodo. Sì, noi abbiamo utilizzato le provvidenze del piano di sviluppo rurale intervenendo su due filoni. Primo, la riduzione dei costi per poter tramandare o trasmettere questo risparmio ai soci produttori. Il secondo filone di attività è legato all'innovazione sia di prodotto che di processo. Ecco, in particolare quindi voi avete badato alla qualità e al risparmio. Allora, sul risparmio siamo intervenuti attraverso la misura 123 dotando tutti i nostri caseifici dell'impianto di produzione di energia da solare. E inoltre abbiamo installato un impianto per il recupero del valore biologico del siero. Molto interessante, quindi il siero non si butta più via, non si butta più via niente, ma poi anche miglioramenti sui prodotti, perché la gente a casa vuole prodotti più digeribili, prodotti più moderni. Sì, perché attraverso anche la misura 124, che è quella dell'innovazione e della ricerca, in collaborazione anche con Veneto Agricoltura e l'Università di Padova, abbiamo appurato che le sieroproteine del latte hanno un elevato valore funzionale che può integrare il valore dei formaggi oppure essere la base per nuovi prodotti che soddisfano le esigenze salutistiche e nutritive nuove dei nostri consumatori. Ecco, poi c'è una cosa curiosa, questa mozzarella che è un prodotto campano tutta veneta. Ma io dico che oggi la mozzarella è principalmente veneta, perché la latteria di Soligo produce mozzarella fin dal 1900, degli anni 60, a seguito delle prime richieste fatte dai pizzaioli che arrivarono qui con l'emigrazione del sud. Abbiamo utilizzato il marchio mozzarella specialità tradizionale garantita, previsto dall'Unione Europea, e oggi tutta la nostra mozzarella bocconcino della latteria di Soligo è fatta secondo il disciplinare sotto i controlli delle autorità competenti in materia. Allora grazie a Mario Dalla Riva qui da Soligo, dalla latteria di Soligo. Non abbiamo terminato il nostro viaggio di quest'oggi, adesso andiamo da Claudio De Stefani. Il sostegno ai giovani agricoltori sarà prioritario del nuovo programma di sviluppo rurale. Al ricambio generazionale verranno destinati 100 milioni di euro. 59 partner intervenuti, 728 osservazioni inviate. I risultati dell'innovativa consultazione online sul PSR 2014-2020 sono disponibili sul portale piave.veneto.it. 78 milioni di euro già liquidati e 38 progetti finanziati. È il sostegno del PSR 2007-2013 ai progetti integrati di filiera. Tutti i numeri sul sito piave.veneto.it. A questo punto della trasmissione parliamo di tutela del consumatore. Siamo a Cappella Maggiore in provincia di Treviso, ci troviamo all'interno dell'azienda Garbellotto, dovrei aggiungere anche Garbellotto e Masterfloor, si occupa di pavimenti. Innanzitutto saluto il signor Antonio che è il titolare dell'azienda. Perché ci ha chiamati, Antonio? No, vi ho chiamato principalmente perché purtroppo oggi nel mercato troviamo molti prodotti che non sono conformi a quelle caratteristiche che il pavimento in legno dovrebbe avere. La cosa più importante che il consumatore dovrebbe capire qual è? Dovrebbe capire il consumatore che il prodotto che sta utilizzando, che sta mettendo a casa propria,
deve avere determinate caratteristiche, ripeto, determinate caratteristiche di salute. Io devo sapere tutto, signor Antonio, e chi mi garantisce che quello che voi producete è a norma? Vedo che lei ha un certificato tra le mani. Che cos'è, signor Antonio? Questo è un certificato, questa è una scheda prodotto dei nostri prodotti, dove noi abbiamo certificato che il nostro prodotto ha ottemperato a tutte queste regolamentazioni. Naturalmente abbiamo voluto coinvolgere anche un'associazione che tuteli il consumatore e per questo motivo salutiamo il signor Alfredo Maschietto, che è presidente di quale associazione? Dell'ADOC, l'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori. Per difesa intendo difesa non solo del portafoglio ma anche della salute e della sicurezza del consumatore, e l'orientamento è orientare il consumatore al miglior acquisto. In questo caso qua vogliamo difendere la salute e orientare il consumatore. Perché? Perché il prodotto pavimento in legno contiene, lo sappiamo, la formaldeide. La formaldeide è un prodotto tossico, anzi in certe quantità altamente tossico, quindi il consumatore deve stare molto attento quando acquista un pavimento in legno, perché sarebbe bene non superarsi il valore di 0,1 ppm parti per milione. Perché? Perché la tossicità del pavimento in legno è una tossicità che rimane nel tempo. Il consiglio ve l'abbiamo dato, il certificato chiedetelo, ringrazio il signor Garbellotto per la sua ospitalità e adesso noi proseguiamo, la linea ritorna naturalmente al nostro Mimo Vita. E siamo certi che però quello che vedete in questo momento, questi formaggi non sono contraffatti. Noi riprendiamo la linea da Bagnolo di San Pietro di Feletto, siamo nell'area Prosecco, quindi dal Cansiglio, vicino al Cansiglio siamo passati qui, sempre provincia di Treviso, e questa è la famiglia Perenzin, veramente no, è la famiglia Piccoli, ma siamo nella latteria Perenzin e vedete due generazioni, quindi i giovani e i meno giovani, però sono i figli di coloro che hanno messo su questa realtà che ha circa 100 anni. E allora, qual è l'innovazione che avete portato voi con il vostro lavoro? Beh, in questo periodo stiamo cominciando a fare delle cose nuove con i freschi, lavorare con lo yogurt da bere, un po' di sperimentazione su queste cose nuovi prodotti. Allora, l'azienda è un'azienda appunto che lavora il latte, una latteria che però ha come posso dire, uno sguardo verso cose alternative, nuove, però che forse sono anche partite da uno stimolo che è stato anche dato dal programma di sviluppo rurale. Beh, sicuramente il piano di sviluppo rurale è fatto da starter per il nostro sviluppo. Il nostro caseificio era un po' vecchio, un po' obsoleto, abbiamo approfittato per poter costruire quello che ci mancava, i magazzini, il nuovo negozio, la zona di confezionamento, è stato molto importante questo. E adesso cosa fate di importante? E adesso cerchiamo di sviluppare al meglio la nostra attività, stiamo anche facendo delle cose importanti a livello di insegnamento, abbiamo fondato l'Accademia dell'Arte Casearia e quindi andiamo a insegnare ai giovani a fare il formaggio presso le proprie aziende agricole. Questi finanziamenti, quindi ha detto Carlo, sono stati importanti. Sono stati decisamente importanti perché ci hanno un po' spinto a iniziare questo grande e importante progetto, ci hanno anche un po' chiaramente aiutato. Questo, voglio dire, quanto è stato importante poi per aprire tutto il resto del lavoro, significativo? È chiaro che un miglioramento della logistica ci ha permesso anche di avere un mercato più ampio, per cui abbiamo rafforzato la nostra presenza all'estero, avendo più tranquillamente spazi per produrre di più formaggio e fare di più stagionature. Allora, complimenti alla famiglia Piccoli Perenzin e noi abbiamo terminato qui da San Pietro di Feletto, però torniamo da Claudio De Stefani. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Caro Mimmo, io mi trovo in un posto straordinario, sono nel cuore del Sile, il fiume Sile, e sono accanto a Nicola Torresan, che è presidente dell'ente Parco regionale del fiume Sile. Benvenuto alla nostra trasmissione. Grazie. Parco del fiume Sile, attenzione perché voi vi chiederete perché ci parli di questo
parco? Perché innanzitutto la gente deve imparare a conoscerlo, ad amarlo, ad apprezzarlo. E per fare questo che cosa può fare, Presidente? Beh, su questo fiume, come potete vedere, l'ambiente che ci offre, cosa ci offre l'ambiente è una cosa enorme, nel senso che possiamo usufruirne, ma non tutti sanno di queste bellezze che abbiamo qua dietro casa. Questo è Poi dobbiamo dire anche un'altra cosa, questo fiume è lunghissimo. Sì, questo è il fiume più lungo d'Europa, di Risorgiva, 94 km. Il parco naturalmente ha delle bellezze naturali, lo si vede, ma la fauna qui ci vive benissimo. Ma certo, noi si possono anche vedere i cigni, le foleghe, abbiamo addirittura delle voliere con le cicogne, perché stiamo facendo il ripopolamento delle cicogne. C'è un sito dove possiamo cliccare per scoprire qualcosa di più? Questo mi piace perché i telespettatori possono scoprire, prima ancora di venire qui, che cosa li aspetta. Ma certo, il sito è www.parcosile.it. Mi raccomando, venitelo a vedere, venitelo a trovare perché è decisamente straordinario. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per la prossima puntata della nostra trasmissione naturalmente, augurandoci che tutto questo sia straordinario come sempre di vostro gradimento.